Quest'anno abbiamo toccato un numero record. Sì, 18 castelli, è stato il numero record della festa di San Bartolomeo, della gara dei castelli di sabbia. Ogni anno anche si dà sfoggio a tanta fantasia chi realizza queste opere. Quest'anno sono stati eccezionali, hanno una grande fantasia chi ha preparato dal tema della Luna, dello sbarco sulla Luna, dal tema degli emigrati, dal tema di tutti, diciamo, sul mondo di oggi, sulla plastica. Quindi hanno toccato quest'anno i castelli, hanno spaziato un po' tutti i temi immaginabili. Chi riuscite a coinvolgere? Sono soltanto persone qua del posto o anche turisti che frequentano questa spiaggia? No, non c'è solo ragazzi del posto, della parrocchia, ma sono tantissime persone, villeggianti che vengono un po' da tutte le parti, che sono qui in vacanza nei nostri posti. Da quanti anni è che organizzate la gara dei castelli di sabbia? Tantissimi anni, non lo so, sarà 30 anni, non lo so, 35, non lo so, abbiamo perso il conto. Tantissimi. La cosa stupefacente è che ognuno ha avuto un'idea diversa dagli altri, anche nella particolarità di ricordare alcuni anniversari, per esempio. Sì, 18 castelli, tutti diversi tra di loro, con tutti un tema, una cosa particolare. Come ti è venuta questa idea? Beh, le notizie sono arrivate in TV un po' da tutte le parti. E mi è venuta l'idea di fare qualcosa sulla Luna. Piano piano abbiamo sviluppato tante idee, però quella che ha scelto l'idea vincente è stata Mari. Abbiamo pensato insieme alla Dani, ieri a mezzanotte e mezza ci siamo incontrate, come costruirla e realizzarla, ci siamo mandati qualche disegno tramite telefono e alla fine abbiamo realizzato il progetto. Avete utilizzato anche una colorazione particolare? Sì, è sale mescolato a colore per evidenziare maggiormente gli elementi che costituiscono il disegno. Ma quanto ci si diverte a fare i castelli di sabbia? Tantissimo, soprattutto perché abbiamo giocato insieme ai bambini, che erano tanti e si sono divertiti con noi. Fin dal campo abbiamo iniziato a pensare a un tema che potesse piacerci per i castelli di sabbia, che fosse fattibile, e alla fine, dopo varie idee, è venuto fuori questa. In quanti eravate a lavorare per realizzarlo? Saremo quasi 30 più o meno e ci siamo quasi tutti i ragazzi del campo. Perché proprio l'idea del bruco? Perché quest'anno il campo era in montagna e già gli altri anni però abbiamo fatto qualcosa che fossero monti e quest'anno abbiamo pensato più agli animali, diciamo. È la prima volta che partecipate o lo avete fatto anche in altri anni? Allora, per me è la prima volta, però tutti fanno i castelli di sabbia da quando erano piccoli. Abbiamo voluto rappresentare innanzitutto la focaccia, poi un mortaio con del pesto e un canestrello. Invece nella parte alta si trova una padella con un'acciuga dentro. Quanti eravate a fare il castello di sabbia? Eravamo 8 bambini più i genitori. Che cosa avete utilizzato? Cazzuole, secchi e un po' quello che avevamo a portata di mano. Tu che cosa hai fatto in particolare? Ho aiutato un po' a scavare e a prendere l'acqua. Innanzitutto l'abbiamo bagnato per fare in modo che non cadesse niente e poi abbiamo scavato per fare per esempio il mortaio e focaccia e altre cose. Noi con la nostra sirena volevamo rappresentare, perché anche basta essere pochi per creare delle cose veramente belle, perché puoi fare una cosa gigantesca, però l'abbiamo fatta solo noi bambini, non con l'aiuto di altri genitori, che così il lavoro è più facile. E quindi che cosa avete fatto? Abbiamo fatto un castello con tutte le torri. E poi abbiamo fatto una sirena che rappresentava un po' il mare, che comunque abbiamo fatto queste creazioni al mare e ci piaceva rappresentarlo, diciamo. Quanto ci avete lavorato? Quanto avete pensato a queste idee?
Diciamo che da poco ci è venuta così e abbiamo deciso di farla. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. Ho pensato SpongeBob perché è collegato al mare e è anche carino. Tu che cosa hai fatto? Ho aiutato a fare, ho messo le pietre lì e ho fatto le braccia e ho fatto lì. Da voi che cosa avete voluto dire attraverso il vostro castello? Attraverso il nostro castello abbiamo voluto rappresentare una balena spiaggiata che è stata uccisa dalla plastica gettata dall'uomo nel mare, che l'ha fatta morire. Quanto ci avete pensato a questa idea? E abbiamo visto al telegiornale che molti animali muoiono a causa della plastica, allora abbiamo voluto passare questo messaggio per far capire alle persone di smetterla di buttare le cose nel mare. That, oh no, forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort. Voi che cosa avete rappresentato? Un dromedario. Come vi è venuta questa idea? Ma perché l'anno scorso abbiamo fatto un coccodrillo e quest'anno volevamo un po' cambiare, allora abbiamo guardato su internet e abbiamo deciso perché ci piaceva. Che materiale è stato necessario per realizzare questo dromedario? Abbiamo fatto gli occhi con delle biglie e ci abbiamo fatto le ciglia. Con dei vasi di carta. E poi la sella con una rete ci abbiamo incollato le conchiglie e delle stelle marine di plastica e poi una corda per fare tutto quello che lo lega. But my heart stays true, and every smile you give, your love it shines right through, and in this moment. Nella preparazione alla festa di San Bartolomeo c'è anche questo momento in spiaggia che è un momento molto coinvolgente. Lei che cosa ne pensa? Come le è sembrata questa giornata? Prima di tutto un applauso a tutti questi nostri ragazzi, incredibile, questi talenti che troviamo oggi sulla spiaggia. Veramente questo ci aiuta anche a scoprire i loro talenti, anche tanti partecipanti che ci sono in questo momento e diciamo grazie a tutti. C'è un cammino spirituale, poi c'è anche un cammino di aggregazione che si svolge in queste giornate. Sì, certamente, vedete che tutti sono coinvolti, non solo i nostri ragazzi, anche da altre parti, altre parrocchie che tutti sono coinvolti, quindi un bel segno di aggregazione e di accoglienza. Everybody seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no, forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort do, and you are mine for now and always know that I love you. Anche quest'anno una bella premiazione. Sì, veramente sì, siamo molto felici perché abbiamo scoperto questo caso che era stato soffocato, non se ne parlava più, mentre al momento era stato discusso tanto perché questo giovane aveva proprio gettato se stesso senza pensare a quale era il rischio che correva ed è riuscito tenendo per i pantaloni quest'uomo, adesso poi glielo faremo dire, ecco, è stato un caso veramente di una vita per salvarne un'altra, è quello meritevole. Lo scopo del nostro premio, ecco, vogliamo. E poi abbiamo l'altro di una signora che tutta la vita l'ha dedicata alle necessità varie, ecco, dai bambini agli anziani, ai poveri, alle coppie in difficoltà, a chi ha bisogno di mangiare. Con l'altro premio viene premiata un pochino la consulta del volontariato a Rapallo con il progetto Buon Samaritano.
Dunque, per quello c'è l'altro progetto, quindi è un terzo premio se vogliamo, ma i primi due previsti erano questo, una vita per salvarne un'altra, e una persona, come l'anno scorso avevamo avuto la Cussotto a livello internazionale, questa volta invece più a livello locale, ma è la stessa cosa, lo stesso abbinamento, un singolo per una vita ed un'altra persona che è per tutti, per una società. Anche il nostro territorio è generoso. Sì, veramente. Io sono felice di poter far dire queste cose, perché non facciamo che subire argomenti violenti, volgari, e pare quasi che non ci sia più speranza per una società migliore. Invece esistono già le possibilità, già sono in atto. Quindi facciamole conoscere, ecco, questo è il nostro impegno, io mi adopero con questo scopo preciso. Che cosa ricordiamo di quei giorni? Quei giorni lì sono stati abbastanza duri, nel senso non ci aspettavamo una cosa del genere, eravamo pronti a tutto, forse non a così tanto, ecco. È stata dura per la città, però le persone si sono unite, hanno fatto tanto tutti. Non ci aspettavamo neanche un così grande supporto anche della popolazione, diciamo, civile, e insieme ai volontari e altre persone siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto quello che serviva per mettere a posto quello che si poteva durante questa calamità. È stato premiato quel gesto? Sì, è stato un gesto, si può dire anche un po' sconsiderato, ma a volte quando succede un'emergenza, quando succede una cosa del genere, ci si butta e si fa. Mi sono messo sul tombino e con il braccio ho cercato di spingermi più in giù per prendere questa persona che è finita di sotto. Insieme agli altri volontari alla fine siamo riusciti a tirarlo fuori, è nata bene così. C'era una persona in mare? Una persona che è caduta dentro un boccaporto, che si era staccata la grata che proteggeva, diciamo, questo flutto del fiume, è finita di sotto, ha iniziato a essere in balia delle onde, si è sbattuta di qua e di là, non ha perso conoscenza per fortuna, quindi tenendo le mani in alto alla fine sono riuscito a prenderlo e a tirarlo su con gli altri volontari che mi aiutavano, e poi l'hanno preso di peso tutti insieme e l'abbiamo salvato. Allora un premio personale, ma alla squadra della protezione civile? A tutta la protezione civile in generale, alle persone che durante le emergenze comunque si mettono in gioco a loro rischio e pericolo per fare del bene e aiutare gli altri. Signora, è stato premiato un suo impegno di tanti anni? Ma perché faccio qualche, come dico, piccole attività di volontariato, ma non solo io le faccio, ma c'è un bel gruppo di persone, e io voglio proprio dedicare questo premio a tutti i volontari che collaborano con me per il bene del prossimo, e ringrazio il Signore che mi dà la forza, la salute e anche la collaborazione di tanti volontari che fanno tanto. Ecco, non sono io sola, ma ho questi volontari veramente ammirevoli, con tanto amore, tanta dedizione, tanta competenza e generosità. Volontariato dove? Allora, nella parrocchia, io ho sempre frequentato la comunità parrocchiale e ringrazio il Signore di questo dono che mi ha fatto. Fin da bambina ho seguito la comunità e vorrei, guardi, tanti giovani facessero le esperienze che ho fatto io nei campi, nel vivere la comunità parrocchiale che mi ha insegnato, trasmesso questi valori cristiani e anche umani. Ecco, io vorrei che tanti giovani, il mio appello, fate attraverso Telepace, che è la gioia che il Signore ci dà quando noi abbiamo dei valori che fondano la nostra vita. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti, vi ringrazio. Un premio che appartiene a tutta la consulta di Rapallo, ma va al progetto Buon Samaritano. Buon Samaritano. Il progetto Buon Samaritano consiste nella raccolta delle eccedenze alimentari su tutto il territorio di Rapallo. Al momento è un progetto in grande espansione, e tant'è vero che il progetto è iniziato con 3 fornitori, adesso ne abbiamo 33. È iniziato con 5 nuclei familiari e adesso superano gli 80. Noi abbiamo circa 80 nuclei di persone al giorno e portiamo il cibo anche a domicilio. Consiste nella raccolta da tutti i fornitori del cibo, lo trasportiamo con un camioncino coibentato, e al centro degli Emiliani, dove abbiamo a disposizione 140 metri, abbiamo la distribuzione alle persone. Abbiamo circa 40 bambini che partecipano purtroppo, e comunque la nostra maggiore soddisfazione, al di là del grazie, è la chiamata che ci avverte: ora posso mangiare a casa senza aver bisogno dell'aiuto.
Ci vuole una grossa organizzazione di dietro, perché ogni giorno... Infatti il progetto oggi è dedicato assolutamente ai volontari, che qui abbiamo una parte e lo dedico a loro. Sono più di 40 volontari che a turno si avvicendano per distribuire il cibo, anche al pomeriggio. E dunque chi volesse partecipare si può? Assolutamente sì, sia come volontario, che noi abbiamo sempre bisogno di volontari, che tra l'altro io ho fatto l'assicurazione per tutti i volontari, quindi anche se non sei volontario e appartieni a qualche associazione di volontariato puoi fare e donare a spot delle ore. E poi abbiamo bisogno anche di fornitori e ci manca frutta e pesce, quindi io faccio anche questo appello. Frutta e pesce. Frutta e pesce, e soprattutto volevo dire che le donazioni si possono scaricare e quindi al fornitore non costa niente, perché è tutto scaricabile. Don Stefano, un premio che riguarda anche la parrocchia, la Basilica di Rapallo. Sì, perché il premio che verrà consegnato è un riconoscimento per una persona, per il suo impegno, la sua vita di totale dedizione a tante persone che lei conosce, che ha incontrato. È davvero un grande cuore la Renza che sarà premiata stasera. È un impegno personale, ma anche a livello di gruppo, perché lei stessa dice che collabora con diverse persone. Sì, è all'interno di alcune realtà della nostra comunità, che sono un po' l'espressione della parte più della carità, dell'attenzione al sociale della nostra comunità, ecco. Qual è il significato di questa festa? Allora, oggi è la festa dei Santi Gervasio e Protasi, dei titolari di questa cappella. La festa è il 19, ufficialmente il 19 giugno, ma noi la celebriamo sempre in questa cappella anche d'estate. È una festa popolare di quartiere, di una comunità di persone che abitano qui, che sono nate qua e che si ritrovano. Sono anche i 20 anni di un atto vandalico, di un atto purtroppo che ha, come dire, ferito un po' anche la nostra fede, la nostra appartenenza, perché è stata incendiata 20 anni fa questa struttura. E quindi è stata anche l'occasione in realtà per dirci che siamo ripartiti, che dalle ceneri a volte, come dire, affrontate insieme possono nascere anche energie nuove, anche sintonie nuove. Quindi direi che oggi è stato un bel segno di una bella presenza di tanta gente, come dire, l'esito di questo atto non è stato probabilmente, grazie a Dio, quello voluto, invece di che affondare, qui siamo un po' ancora una volta risorti. Ecco, questo è un po' il segno che il Vescovo ci ha aiutato anche, come dire, che ci ha consegnato in questa celebrazione. Anche la presenza del Vescovo è bella. È bella perché, come dire, sono molto contente le persone di averlo qua con noi, proprio per i motivi che ho detto, e lui che nonostante qualche fatica che è evidente che fa a livello fisico, però lo spirito è proprio quello di essere parte delle nostre celebrazioni, del suo popolo. Ecco. I sestieri questa mattina sono in festa. No, certo, quando c'è la festa di un sestiere, tutti i sestieri sono in festa, infatti li ho invitati tutti, sono venuti tutti. La cosa bellissima che devo dire, importante, è che la ricostruzione della chiesa 20 anni fa, dopo l'incendio, è stata un grosso stimolo al sestiere per ripartire, ricominciare
e come ha detto giustamente il Vescovo stamattina, io ho concordato pienamente col discorso che ha fatto riguardo al rinascere e al ripartire. E per certi versi devo dire anche che da questi grandi danni a volte si creano anche delle ottime occasioni. Nel nostro caso è stato il fatto che per ricostruire la chiesa hanno messo una strafila e noi la usiamo ancora oggi e non dobbiamo più portare le robe a braccia qua come facevamo un tempo. Oggi anche la banda la sentiamo suonare alle spalle. Sono sempre venuti, è un grande piacere avere qua la banda della città di Rapallo, come è un grande piacere avere tutti gli ospiti, sia militari che rappresentanti dell'amministrazione pubblica di una città che comunque ci ha sempre sostenuto nelle nostre iniziative. Una giovane ai Sestieri Costaguta. Non più tanto giovane, però sì. Siamo molto felici di essere qua, queste comunque difficoltà che affrontiamo sempre insieme fra noi massari del Sestiere ci hanno reso più forti, amiamo definirci una seconda famiglia per tutti noi e siamo veramente contenti di poter festeggiare tutti insieme e poter portare la nostra felicità anche a Rapallo. Avete messo insieme i giovani e i meno giovani? Assolutamente sì, una delle cose belle della realtà del Sestiere è questo, che ti confronti con persone di tutte le età e impari a relazionarti con persone di tutte le età, che è molto importante. La festa continua in queste sere? Certo, la festa sarà questa sera, che è la festa di Santi Gervasio e Prottasio il primo sabato di agosto, poi noi facciamo anche la domenica, giustamente, perché col lavoro che è di una settimana per preparare tutto, almeno sfruttare un po' questo lavoro che abbiamo fatto perché ci renda quel minimo che poi ci serve per mantenere in ordine decorosamente questa zona bellissima della città, perché qua siamo in centro praticamente, ma anche in campagna, in un posto meraviglioso. Come tradizione il corpo bandistico arriva al Sestiere Costaguta. Sì, ormai da molti anni che il corpo bandistico segue queste manifestazioni, anche qua oggi al Sestiere Costaguta per questo importante evento. Come sta la banda? Ma la banda sta bene, abbiamo sempre dei giovani pronti a subentrare tra le nostre fila, la nostra scuola di musica va a gonfie vele, la nostra stagione sta andando molto bene con concerti, grosse soddisfazioni. La musica è ancora un qualcosa che il giovane sente. Meno male perché è una cosa importante, è un'arte che comunque aiuta a crescere, aiuta anche a sviluppare delle interazioni tra le altre persone, quindi è importante che i giovani continuino a seguire la musica, insomma. E la presenza di un corpo bandistico, una città dà anche così la possibilità che venga esercitata questa passione. È fondamentale, anche perché diciamo una delle carte d'identità anche di una città sono le proprie associazioni, se un'associazione funziona come la banda, diciamo è anche una carta d'identità importante per chi viene a visitare la nostra città. Questa giornata per voi cosa significa? Una giornata magnifica, noi siamo qui come rappresentanti degli alpini e c'è sempre un certo gemellaggio, diciamo, con Costaguta. Io peraltro personalmente faccio parte di Costaguta e quindi è sempre bello vedere, poi è la festa dei protettori di Rapallo, quindi poi con la presenza del Vescovo che ci ha onorato e tutte le autorità è veramente una giornata da ricordare. Il gruppo Alpini Rapallo è sempre presente in questa manifestazione? Sempre da da tantissimi anni presenziamo, sì, perché c'è sempre stata una collaborazione tra noi e Costaguta, quindi la portiamo avanti e quindi non si può non mancare, specialmente alla messa, ecco. Poi quest'anno qua con la presenza del Vescovo non se le poteva fare a meno.
E come sta il gruppo Alpini di Cassa? Sarebbe meglio non toccare quel tasto, però noi viviamo, ci manteniamo, poi ne approfittiamo, veniamo qua, mangiamo e beviamo, così risparmiamo. Come va la vita alla sezione? Bene. Adesso mi raccomando, il 22 di settembre dovreste venire su al rifugio Margherita sul Monte Pece, dove facciamo il 22esimo anniversario di inaugurazione del rifugio nella giornata di San Maurizio di Monti, che è il protettore degli alpini. Quindi siete invitati e quando si invita si porta. Non so se... No. Bene, allora a presto Presidente. Era una battuta dell'amico segretario, però il gruppo Alpini di Rapallo va bene, ci manteniamo, ci automanteniamo e facciamo diverse iniziative e così continueremo a farlo e parteciperemo a queste manifestazioni. Soprattutto c'è un po' questo vostro ruolo di aiuto alla popolazione in caso di bisogno e proprio da pochi mesi anche voi avete aiutato. Certamente, siamo sempre presenti e sempre disponibili ad aiutare, a collaborare per qualsiasi cosa. Vuole chiudere lei, portavoce del gruppo? Ma io cosa devo dire? Ormai hanno già detto tutto loro, io posso solo che ringraziare voi di Telepace, di nuovo invitarvi lassù al nostro rifugio, vi daremo da mangiare gratis a parte quello che dice lui e niente, vi saluto voi e tutti i telespettatori di Telepace, grazie.